Francisco Alziator nasce in Casteddu in su 1909. Comincia a scrivere quando tenia da 19 anni su Unione Sarda. S'abborta de uno con un articolo titolato Prefiche e canti funebri. In su 1954 pubblica suo primo libro, La storia della letteratura di Sardegna. Ma in questo anno studia da poi imparare e valorizzare sa cultura e tradizioni popolari di sardas, prusu che a tutto custas de sa capitale sarda. Esti professori de tradizioni popolari sarde in s'Università de Sassari e scrive libri de importu in pissu de questa questione. Storiografia delle tradizioni popolari di Sardegna e il folklore sardo in su 1957, Picaro e folklore in su 1959 e La città del sole in su 1963. Con il folklore sardo ovvero di un'andala noa, poi studios demologicus, e stannai, che è una delle opere suas più raras e completas, pochini boli di conoscere le tradizioni popolari della Sardegna. Appunti ed impressioni di Francesco Alziator. Per l'età dei nonni e dei bisnonni, la voce della campana era sacra. Un indovinello diceva: una beccia con d'una denti fa i curri tutto saggenti. La vecchia è la campana e l'unico dente è il battacchio. A ridicolizzare le pompe dei funerali di lusso si diceva: a Santus e Selegu, quando mori d'un uoveru, sonant a duas campanas. Quando mori d'un arricco, da sonant ad ottus. Tanto siamo in domo di Francesco Alziator, siamo in compagnia di Tonino Oppes, giornalista, uno scrittore manno di Alziator. Per tanti anni sti stesso comitato del suo premio letterario io dedicato a isso. Tonino, aumente la sonnuto tu Alziator, aumente giornalista e scrittore, nato, la sonnuto innanzi di venire a Steddu. Io sono arrivato a Casteddu in su 77, a sa fine dell'anno, e isso sì che vi andavo da qualche mese. Ischia che vidi Alziator, non l'ho conosciuto da persona, e dunque il contatto mio con isso è stato un contatto che si crea che nasce tra un scrittore e uno che legge delle cose che scrivono. Li ascoltai me in Radio Sardegna prima di andare a Casteddu e leggia di un articolo in Unione Sarda che vi stavo sul giornale praticamente per tutta la vita. E invece mi piace denare che sul primo libro che ho leggido di Alziator vi stavo in su 78, Folklore Sardo, che fi bessi quest'anno ristampato da editore de Sila e ha comprato proprio in Tatteri. Bisogna ammentare che la prima edizione vidi del gioco in Bantasetta del Folklore Sardo e del bistata del edizione La Zattera de Casteddu. Ecco, Gaia poco con Alziator. Quindi questo è il suo primo libro e all'esito, ma è su plus da grada da libro o da grada dall'attero suo? Tanto narramo scrisso di scritto meda. Tindenaro Drese che mi piacciono proprio meda. La città del sole, l'elefante sulla torre e attraverso i sentieri della memoria. Questo sono i libri più belli. Se ne devo separare uno di questo stress di naro l'elefante sulla torre. E tinaro puitte, che questa è l'anima di Casteddu. Questo libro che è il bessiu poi che supi molto, è una raccolta di articoli che ha descritto Unione Sarda. E deve pensare che Alziator che vede uno che camminava da pe, da Manzana a Sero, fa sa cronaca della spazizzata sua. Quindi ogni articolo vede una cosa che su ha bio e li viene da lo contare a suo lettore suo. Ecco, dunque, ardeitis riada, no? Della vita a Steddu, della gente a Steddu, proprio del suo mondo, e vedi accadere in Casteddu, usto su giornalista Alziator. È vero questo che narras tu, che isso ha pure il ruolo del giornalista. E te grannar che vedi un appassionato, che vedi uomini curioso, e le viene da contare questo che diada.
Il primo articolo che ha fatto l'ha fatto quando aveva 21 anni, fino appena iscritto all'università, vidi studente di lettere, poi alle bisattaldo un'altra laurea in scienze politiche, mi pare. Il suo primo articolo vidi attitadoras e cantos funebres, questa materia sua. Io ho studiato tutta la vita tradizione. E quindi sono studio il suo e poi come giornalista devo denare come collaboratore vissuto sul giornale dell'Unione Sarda isso ha descritto della città, ha contato tutto l'amore su Castello, ecco. Hai abbina su rubrica sopra le tradizioni popolari, si unione in un balli ovina, giusto? Beh, cosa de narran da io da isso, insomma, non dimentichiamoci che proprio vede un uomo di studio e so stribaglio suo in materia di tradizioni popolari restano più ben portumano che si possono leggere in Sardegna, ma non solo per la documentazione sarda, isso ha da bogao a fora pure queste tradizioni che viene un luogo restrintas a Sardegna, le ha fatte conoscere pure fuori, insomma, con tutto su che ha fatto e su trabalho umano che ha lasciato. Ecco, Vina sai la città del sole, trasattilo allega de sumine, de sa vita dei sumine, de su ciclo de sa ristagione, non mente mai però questi sia un po' sto titolo. Questa è una cosa curiosa. Il suo titolo deve essere un altro, non mi lamento, studio metodologico del folklore della città di Cagliari, insomma, una cosa un po' complicata. E io ha ragionato di questa cosa in Terzione Sarda, ne vedai con Gianni Filippini che danno video sul responsabile della terza pagina, chi vede la pagina culturale, danno video, quando si va di cultura vedi in terza pagina sul giornale. E Filippini danno la idea da no, ma voi non facciamo la città del sole, riprendendo un libro che vi sta scritto da Tommaso Campanella, questa città immaginaria che non esisteva, da una cosa di fantasia del su 1600. Anda bene, e poi su sole in Castello non manca deserto, insomma. A Ligiria Alziator e sti commenti a avere un cammino in una città di chi moi non sa cattare pruso. A bettai passo in i sentieri della memoria, può dannare con su titolo di un altro libro de su Mattessi Francisco Alziator. Morì in Castello in su 1977 e del su 2007 Dante entregò un premio letterario con 8 appetotto. Siamo sempre in domo di Francesco Alziatore, siamo in Bori Cubeddu, sociologo, dirigente sindacale, storico del sardismo. Bore io Francesco Alziatore. Io non ho conosciuto direttamente a Francesco Alziatore, perché fu de pago in Castello. E è morto sul 77, e sarebbe messo 75. Dopo conosciuto, dopo sposato a vita, Alziatore fu uomini di studio, fu un castellaio. Per noi si veniva da Savidas, questa cosa lo comprendevo a coa. E questo carattere ironico, malinconico, e però spiritoso, che scurtaia, ecco, tutta questa cosa pone uomini di famiglia ricca, insomma, che nasce e vive in Castello, in una città ancora vittia, che non fu di questa città che io sconosco, che vede ancora intro de sobattoros a Rugas, no? E che ha visto questa città de crescere, ha visto arrivare i sardos in città, e questa cosa noi se non lo comprendiamo, ita crefionare de sa arrivare in città a partire da questa regione autonoma. Il gusto che ha fatto crescere questa città, ha fatto da Castello una città, vera città sarda, come città. E io sono visto crescere e ha regalato questo castellaio, è studioso castellaio, a so sardos si storia dei suoi costumi di soro. E contemporaneamente ha dato a sos castellaio si cretianta modernos e tutto, li sa contau come vivianta su triballo e sa dias.
in un tempo in cui, quando queste cose come si cominciano a perdere, quando sono sardos, per un certo periodo si sono imbrigonzios da essere sardos, invece si sono agattatos intellettuali che scrivevano di Brusu sul giornale, su professore universitario che Brusu conosceva queste cose, che invece lo sponia in mostra, lo so bantaia, lo so sparagonaia a tutto questo che succedeva nel suo mondo. Insomma, è stato un regalo la presenza sua in città, la città di tutto, ma non solo la città, a tutti i sardos. Tu stai andando innanti a ergali stimma oie, cioè tu in da bizza si da gente galoia di stimma di Francesco Alziatore. E sti stau su antore de astedi, dunque so astedari non erano li torrano sti stimma. Ma zorzovano su onnoscene, aisini ieste Francesco Alziatore, ita fatto per la città di Asteddo, ita impressione astue. Il problema è che noi non conosciamo prusso, sono giovani, sono divagos, e sono braghere a doso biede, noi vediamo solo gente manna, quindi è difficile schiri. Ma probabilmente in queste scuole, quando sono spizzino, andano a monumenti aperti e presentano questa città a sos castedaios o sos stranzos, che riasunti, sì. E certo, ita legente Francesco Alziatore. Noi siamo passati come la Fondazione Sardinia e ho fatto la lingua de Casteddu. E ho esposto due fotografie de Casteddu presentate da Francesco Alziatore, però portate in sardo da parte nostra, in sardo casteddaio, in modo che i sospizzinos di scuola possano foedare di questo monumento, la Grotta della Vipera, Torre in casteddaio, con so foedos di Francesco Alziatore. Quindi noi spero di ostentare, e questo è un problema. E sono spizzino sardo, stimano questa Sardegna? Io spero che sì, penso che sì. Noi prima di si cantare, si sono gridando dell'assai per uso che potevo, di questo che io sconnotto. Cioè, se io intanto, io sono di sosprimo di questo, ma prima di questo altro spuro. Cioè, dell'assai, a su che bendi a posti di noi, questo che noi si sconnotto. A incominciare da Salimba, però noi si vedo su questo che potevo, poi questo che parla da sarà via, andiamo a tornare pure, no? Certo. Quando alessi in porto di tornare all'esere Alziatore, pluite bisogna di tornare all'esere, secondo te? Ma secondo me è una cosa semplice. Poi ti ha descritto cose belle e se scrittura una non morì mai. Quindi già basta questo. Ma poi lo deve leggere, si chiede comprendere che sono la tradizione della Sardegna, che esso conta da come te vicino di due tutta la vita del romine, sa nascita, sa morte, sa festa, sa tristura, sa gioco, pure lo sfrastimus. E poi che ha contato Castello come uno attere ha fatto prima esso. E Antonio Romagnino narra di che Alziatore fu su cantore di Castello, su poeta di Castello. E chi è che era di conoscere Castello come te vedi 70-80 anni fa, ma pure 60 anni fa, Alziatore lo deve leggere per forza.
All'este s'ereditade ia lasciato Alziatore o mente giornalista? S'ereditade de Alziatore, secondo me, deve essere s'ereditade che lascia uno studioso e un giornalista, perché le due cose noi non la dobbiamo dividere. S'ereditade manna est questa di scrivere in forma levia, così vai a comprendere dai tutto. Se tu scrivi cose pure belle, interessanti, ma la gente non ti comprende queste commenti che noi abbiamo scritto nulla. Isso si va a comprendere dai tutto. Non bisogna essere laureato o diplomato o studiato chissà quanto per leggere Alziatore. Alziatore lo può leggere chiunque, tutto. E poi un'altra cosa, narai di Alziatore, in sono scritto il suo, isso intoppa da sospicciocco del gruppo. Vado un personaggio famoso, famato, Chicchirichì, narai, e Alziatore lo descrive come un uomo povero in canna ma ricco dai vizos. Isso, quando camminai in questa città, abbaidai in Tottue, si firmai e ragionai con tutta questa gente. E quindi, s'eredità che all'este, abbaidamos a sus últimos, non lo dimentichemos, che sono una parte importante della comunità. Toni Nopes prima una bambina saiada ustu attenta a se persone esplodibili, a sus umili, tu narau, insomma, si primava in tutto, venia da un mondo differente, però in caso si sia persone, girando in città, si primava da studiare. Però un domine di buon oro viene a sarte sua, no? Se li pedia un articolo, alle si sia rivista, o sempre disponibile, è vera questa cosa? Sì, ti posso narrare una cosa. Adesso è 2 o 3 anni prima di oggi, si sono riuniti. Sto studenti, io fai di scuola, fui un professore, e fui in questa università, ma ha fatto scuola in questa scuola superiore. E in una di queste scuole preparai anche le tecniche dell'agricoltura. Duca degli Abruzzi, una scuola media importante in storia dell'agricoltura sarda. Una classe di gusto, tutta gente che ha superato i 70 anni, no? Plus 80 che non 70, si sono visti e anta convidau a vizza, a si scurtare, e ognuno ha foidato del sarregodo di Francesco Alziatore. Ita fu di stette Francesco Alziatore in sa vita sua. Poi hanno fatto un librichetto, che questi, no, in giro. E no, può narrare una cosa a me da simpatico, non ti passavo so che in 20 anni. E non solo hanno dato di commenti di stato importanti Sara, ma commenti stato importante in sa vita in soro. E di commenti ancora si bantaiano, noi siamo stati in scuola con Francesco Alziatore. È un stima, posso professore, posso uomini, e si stima de vicino in confronto di uomini in mano che voi disso. E quindi è una bella soddisfazione. Tutto si è usato e si è trattato così. A una questione non si può dire che no. Casteddu è una città di Brescia, pesata a mali, ma sempre ripesata. È un piccioccheddu in città di Brutraballosa, con sarba che si fa di cammino in savacci, isprima sa bulluccasa e un corpo fatto male, chi non è prude picciocco e ancora non de uomini. Ma sa maniera di vivere, is possibilità di si spostare, sa pulizia des camminus e altra cosa mera, funti crescia in misura a s'allongaria des arrugas, a sartaria des palazzos, a su numero de sa gente che tu vividi. No, de sicuro no. Sceticando questa relata santessi in equilibrio, Casteddu ad essere una città di importo. Poi moi, a Dolumanno, esti scetti una città di manna. Quando siamo in Duilio Caucci, professore di letteratura italiana e letteratura sarda all'Università di Casteddu, proseguire alla gara di Francesco Alziatore. Alziatore si sta professore di italiano in Sarissolas in Casteddu, ma vinas di storia di tradizioni popolari in Università di Sassari. E ti importa da più Duilio come professore?
Comente professore ha tentu un'importu mannu comente professore de iscola, ha pesadu generazionis e poi est stetiu un intellettuale, naraus, si podeus imperai custu fueddu, po cussa generazione ddu podeus imperai, poita c'aviant genti chi istudiat donnia razza e argumentu. Issu ha studiadu filologia romanza cando at fattu s'edizione de unu poema de su 500 e ha fattu una istoria de sa literatura sarda, ha traballau in pizzus de is tradizionis popolaris de Casteddu. E duncas ha fattu cosas meda, naraus però cun sa castiada in pizzus de is cosas chi no est sa castiada academica, est sa castiada de s'intellettuali, de su chi depit torrai a contai is cosas pro dda faghere cumprendi beni a genti meda. Duncas divulgazione e traballu de circa ha fattu in pizzus de is tradizionis casteddaias, sa Motti, comente fiat fatta comente battiant is piccioccheddus, comente fastigiant, ha fattu cosas meda pro ddu torrai a contai a is casteddaius. Cando ha fattu, po ndi nai unu, La città del sole, chi tenit finzas unu titulu filosoficu, sciesi chi La città del sole est de Tommaso Campanella, Campanella. e de Campanella est su contu de un'utopia. E issu ha postu in Casteddu La città del sole, ca ci fiat sole meda, e fiat cittadi, giai de su tempus de Baccaredda, cittadi accappiada cun s'identidadi a su mari. Cittadi de su mari, diffattis su comunu est a faccia 'e su mari, e d'abboffiu de aici Baccaredda, no. Alziator cussu contu dia cumprendio, mancai issu festit casteddaio de Casteddesusu, iat cumprendiu chi su mari fiat s'economia de Casteddu e chi Casteddu podiat essi de importu mannu finzas pro is tradizionis prus antigas. Assurta, e riscrittura, sa literatura de Alziatore, ha scienzau atteru riscrittores chi an legadu de Casteddu? Certu, in sa modernità, in su Noixentus est sa primma sistematica trattazione de sa literatura sarda e duncas pro custu ti doppius meda, deus professores finzas de literatura sarda e imperaus Alziator po medas cosas, po medas regionamentus chi issu fait, po comente at pensadu a sa continuidade de una literatura chi est nostra, de sa Sardigna. E sa prus antiga est, ddu scideus, Siotto Pintorro, chi at fattu s'istoria de sa literatura sarda, un'opera ottocentesca, erudita, eccetera. Alziator ha donau una dimensione differenti a s'istoria de sa literatura e ha postu a intro 'e s'istoria de sa literatura finzas nominis chi non connoscemus beni, issu ddu narat in s'avvertenzia e ddus at postus pro narau pungolai s'universidadi e donnia persona chi istudiat inzandus, is professoris de iscola, po pungolai sa gente a traballai in pizzus de is nominis de is litteraus nostrus. Duncas in custu at tentu un'importanzia manna pro nous, pro sa generazione mia puru. Duncas in s'universidade Alziator si studiat, duncas est attuale fina sa trattazione e ha fattu de sa certu, moi ci literatura funt sarda. literaturas prus modernas, sistemazionis prus modernas, traballus prus sistematicus, pensai a su traballu chi at fattu Giovanni Pirodda, contende s'istoria de sa literatura sarda, ma Giuseppe Marci at fattu un'attra istoria de sa literatura sarda, e apustis Salvatore Tola ha fattu unu traballu bellu in pizzus de sa literatura sarda in lingua sarda. Naraus, donende una prospettiva finzas linguistica cussa patti de literatura nostra chi est in sardu. Ite est cale s'eredidade chi non lassat Alziator comente scrittore duncas? Alziator si lassat un'eredidade manna poita ca meda genti meda ha pensadu a Casteddu comente una cittadi romantica, comente una cittadi chi tenit una valentia finzas identitaria e sarda. E pensai a su chi at fattu su cinema in custus tempus, a su chi at fattu sa literatura,
Pensai a Sergio Azzeni, immoi ocannu funt 30 annus de cando è mortu Sergio Azzeni. Sergio Azzeni ha contau Casteddu in donnia manera, sa parte atta de Casteddus, ha contau atteras partis prus pagu connottas de Casteddu cun bellas mariposas, e poi Salvatore Mereu ha contau in pizus de Azzeni, ha contau sa cittadi, una parti de cittadi prus pagu Poetto, su mari. E partis de Casteddu chi ancora non ddas iat contadas a nemmus. E Alziator, cando at fattu La città del sole, ha cumenzadu custu discursu, issu cun attera genti de sa generazione sua. Pensai a su poeta Aquilino Cannas, ite at fattu. Is passillaras in Casteddu chi at fattu Aquilino Cannas funt un'attra manera de castiai sa cittadi, complementare, eus a nai, a su chi at fattu cun s'antropologia su giornalista Francesco Alziator e su demmologo Francesco Alziator. Ecco, e custu mi interessava bine ad istudiare sas tradiziones populares de sa Sardigna, ma mascamente de Casteddu. Ite nos abbarrat de su demmologu e de s'antropologu puru Alziator. Custu deus a depiere domandare a is collegas antropologos, si is cosas chi at fattu issu funt, naraus, ancora de studiare po sa manera chi issu ha imparadu po ddas studiare. Però po mei chi ddas apo ligias est una cosa chi atturat, ha torradu a faghere sa faci, naraus, e ha torradu s'idea chi Casteddu est in Sardigna. La paga no est cosa de pagu contu, poita ca sempre eus nadu chi sa Sardigna est de un'attra parti. E poi c'è Casteddu chi est sa cittadi purda, naraus, prus pagu sarda de atteras cittadis, de Nuoro, poneus in s'immagginariu nostru, de Nuoro, ma finzas de Sassari, chi at sempre tentu is movimentus sardistas prus de importu, de s'ottogentus a oi, naraus. Assurta, lu stis azzinande, Francesco Alziator est un omine abbiazzadu in Armeda. Sì. I onta de Casteddu antu at de s'Alziator biazzadore. E certu, ma issu faghiat chistiones comparativas, apo nau, pagu academicas, de intuizione, naraus. E poita ca issu cando biiat atterus logus, biiat in atterus logus cosas chi assimillant a is cosas sardas. I riti di passaggio, po nai, ci funt in donnia logu de su mundu. Cando ti coias est un rito di passaggio, cando nascis c'est un rito di passaggio, cando moris c'est un rito di passaggio, e duncas issu biiat comparativamente, difattis in s'opera sua c'est sempre sa comparazioni, comparativamente chi ci fiant cosas de is casteddaius prus de totu, cosas de is casteddaius chi assimillant a is cosas chi abiu in atterus logus, e duncas custu donat prus dignidadi finzas a is cosas nostras. In cussa prospettiva, naraus, ca issu fiat un'omine de cultura chi at studiadu meda, ligiu meda, ma teniat sempre in conca de da contai sa cittadi, de da studiare po da contai. Est una manera differenti de cussa chi tenint is istudiosus, naraus, chi faint sa circa nel campo. E pur Silvia Zande s'abbizat binas, però calu est puru de sa bellesa de custa zitade, vero? Certu, certu, certu. Sa bellesa finzas de parti storicas. Femus arrejonende prima cun tui de Santa Igia, de Santa Gilla, poita du interessat a diaici meda. S'ultimu libru chi ha scritto in su 77 est I giorni della laguna. Poita du interessat a diaici meda Santa Igia, e non fiat sa santa, fiat sa chistioni de sa storia chi ci fiat in cussu logu, is fenicius, sa parti fenicia, sa gente chi fiant proillaus in noi, e poi custa ideologia de su giudicau, chi est un'ideologia identitaria, una de is ideologias identitarias chi teneus. Nosus pensaus chi in su Medioevo femus liberus, tenemus su di nai cosa nostra, in giudicaus, chistionamus sa lingua nostra in litteras, chi intregamus a Pisa, chi intregamus in donnia logu, tenemus i condaghi, no?
E duncas ingunis ci fiat, in un'ipotesi chi Alziator connosciat, ci doppiat essi ingunis in Santa 'Igia su giudicadu de Casteddu, duncas unu re. E custa è un'attra cosa. E poi in Santa 'Igia ita c'est sa cultura de is piscadoris, chi est una parti de sa cultura de Casteddu. Cun sa marina ingunis ci funt is piscadoris e duncas in su libbru issu ponit finzas sa tradizione antropologica chi portant custa genti. Accanto sa tradizione agricola, c'est finzas sa tradizione de sa pisca in Casteddu, e no è cosa de pagu contu in Sardigna. Certo che no.